Buonasera gentili amici ed amiche, un cordiale saluto che vi giunge dallo Sport City di Trigoria, dove sono entrati in campo in questo istante i calciatori di Selezione Romana Banca Mediolanum e Lazio. Pallone giocato nella propria retroguardia dalla Selezione Romana che va al lancio, in qualche modo libera la difesa della Lazio, non perfetta, allora Di Mario palla sul mancino, Di Mario rientra sul destro, va alla conclusione, Bombardiere in qualche modo e poi c'è il vantaggio della Selezione Romana con Campanella che approfitta della spinta difettosa di Bombardiere e porta in vantaggio la Selezione Romana Banca Mediolanum qui allo Sport City. E allora la Lazio in possesso di palla, Ballanti perde il pallone che però viene riconquistato da Scatolini che prova la conclusione col mancino pallone, poi Bettinelli finisce a terra, non c'è fallo. Corner per la Selezione Romana, secondo palo Devoto col mancino, 2-0 per la Selezione Romana, che gol di Devoto al volo col mancino, 2-0 Selezione. Ancora la Selezione Romana scatenata, attenzione Campanella in qualche modo, Di Mario la mette a terra, Di Mario 3-0, ma cosa sta succedendo alla Lazio? Che in un primo tempo da incubo è sotto di 3 reti qui allo Sport City. Attenzione alla rimessa per Ballanti, perde il pallone, attaccato da Di Mario, scatenato, attenzione Di Mario è solo davanti a Bombardieri, Di Mario destro, 4-0, un animale Di Mario sradica il pallone dai piedi di Ballanti e poi va a realizzare la quarta rete della Selezione. La Lazio ci prova adesso con Bozzetto, Bozzetto apre sulla sinistra per Bettinelli col mancino ed eccolo il primo gol in campionato di Bettinelli che riapre virtualmente la gara qui a Trigoria. 4-1 per la Selezione sulla Lazio, il gol di Bettinelli. Ancora la Selezione in avanti col pallone giocato sulla sinistra, poi c'è il tocco per Amaldi, attenzione Amaldi, 5-1, arriva anche la manita della Selezione con Amaldi, 5-1 della Selezione che ristabilisce quindi le distanze in apertura di secondo tempo con Amaldi. Ci prova ancora Bozzetto per la Lazio, palla per Bettinelli, 5-2, ancora lui, Davide Bettinelli, bagna l'esordio con una doppietta, ma il risultato è ancora pesantemente in favore della Selezione Romana qui a Trigoria. Attacca ancora la formazione in maglia arancio, attenzione a Barbagallo, palla sul mancino, lo prova, Bombardiere in qualche modo, ancora però, ancora la Selezione con il palo di Devoto, il pallone ancora rimane lì, Porzio viene murato. Attenzione prova ancora la Lazio a districarsi, c'è il pallone riconquistato a centrocampo, Bettinelli salto nuovo, Bettinelli attacca la porta, Bettinelli messo a terra, calcio di punizione. Rizzo sul punto di battuta, va lui col mancino, murato, attenzione ancora Rizzo due volte, 5-3, trova la rete Rizzo al secondo tentativo dopo la respinta della barriera, torna col mancino e supera la pallone, 5-3 per la Selezione. Allora ancora la Lazio in avanti con l'azione sulla destra, il pallone giocato dal fondo in mezzo, attenzione però troppo lungo per tutti, il pallone sfila sul fondo e finisce qua la partita, arriva il triplice fischio del direttore di gara, termina quindi con la vittoria della Selezione Romana Banca Mediolanum che si impone per 5-3.